Eccoci qua, carissimi amici. Dottor Romolo Maurizio, siamo qui per parlare del solito libro, La via all'equilibrio, sperando che ci aiuti ad acquisire un po' più di equilibrio nella nostra vita, in tutte le cose che dobbiamo fare, in questa splendida mattina di primavera, col ghiaccio, vedete che bella gelata che ha fatto, tutto bianco. E siamo qua per parlare di questo capitolo 14. Nel capitolo 14 affronteremo l'argomento delle 9 serie da 10 e l'orgasmo superiore, quindi entreremo un po' nel vivo della sessualità taoista. La sessualità taoista, dal mio punto di vista, è molto importante, come già abbiamo detto tante altre volte, perché è una delle forze che meglio, se ben guidata, può tenere a freno il quadrato. Ecco, adesso stiamo vivendo questa guerra tra Russia e Ucraina, Occidente da una parte, tutti che litigano, no? Ecco, se questi governanti praticassero questo, non saremmo in questa guerra, ve lo posso assicurare. Sono tutte repressioni, sono tutte rabbie, incertezze, paure, tutte cose che vengono fomentate all'interno del nostro essere dall'insoddisfazione sessuale. Non è l'unica causa, certamente, ma è molto importante. Ecco, in questo capitolo spiegheremo i 9 livelli dell'orgasmo femminile, chiaramente secondo la sessualità taoista. Secondo la sessualità taoista noi abbiamo 9 livelli. Normalmente quello che la donna percepisce come il suo orgasmo è il 4° livello. Ogni livello è accompagnato da tutta una serie di segni che non è che sono proprio molto facilmente percepibili, però intanto capiamo il concetto e ci riflettiamo sopra. E chiaramente sul libro troverete la descrizione dettagliata. In questo video io voglio soltanto fare un piccolo riassunto, una piccola presentazione. Questi 9 livelli sono molto importanti perché solo se noi arriveremo, cioè la femmina è il centro di tutto, non è caso la parte yin, è la parte profonda. Se la femmina non raggiunge questi 9 livelli, se la femmina non è soddisfatta sessualmente, vuol dire che non ho più fame. Noi quando è che siamo soddisfatti? Dice, hai mangiato? Sì. Ti do un altro piatto di pasta, ti do un dolcetto? No, sono a posto, sono soddisfatto. Ecco, quando noi arriveremo a questo, allora lei emetterà quei fluidi che permetteranno al maschio, anche lui, di avere quella soddisfazione e di avere quelle sostanze, quelle energie che servono per entrare a sviluppare un altro essere, una specie di superuomo rispetto all'uomo che conosciamo noi oggi. Un uomo che sa distinguere tra bugie e verità, un uomo che intuisce, un uomo completamente diverso, con dei superpoteri, diciamo così, oggi vanno di moda i supereroi, con dei superpoteri, che se vengono usati bene lo possono portare, se quello che ci insegna il taoismo è vero, alla perfezione. Quindi è un punto importantissimo, non è essenziale. Cosa voglio dire? Che se per caso voi non avete un partner, potete praticare la sessualità taoista anche da se stessi, cioè con la masturbazione. Non è esattamente la stessa cosa, ma potenziando tutti gli altri esercizi potremmo comunque ottenere lo stesso risultato. Questa diciamo che è la via più naturale, più semplice. Non a caso in tutte le parti del mondo nascono 50% maschi, 50% femmine. Ci sarà il suo perché. Quindi, se noi riusciremo a portare la donna là, lei poi ci porta là, anche a noi. E allora cambierà tutto. Il punto importante è chiaramente, ecco che qui parleremo degli altri e di tutte le tecniche, degli esercizi che permettono al maschio di durare più a lungo, perché chiaramente voi capite, ci vuole tempo per salire di questi 9 livelli. Ci sono delle tecniche che il maschio deve imparare, prima di tutto la compressione sui yin è la tecnica dei disperati, diciamo così. Quindi il punto che va compresso, che ne abbiamo già parlato, di Hui Yin, per la iniaculazione, ma anche molto importante la trattenuta, molto più pratico, molto più immediato, la trattenuta avanzata,
il respiro sessuale, una cosa straordinaria, sono tutti esercizi, tecniche che noi possiamo utilizzare durante i nostri rapporti sessuali e questo farà sì che avremo una maggior, noi soprattutto parlo del maschio, se useremo queste tecniche tratterremo la nostra spinta ad eiaculare troppo velocemente, manterremo una erezione più a lungo e così potremo portare la femmina a quegli alti livelli di cui abbiamo parlato prima. Ora, le 9 serie da 10. Le 9 serie da 10 sono è una tecnica molto semplice che si può fare in qualunque posizione, facilissima. Io ho usato questo modo di dire un po' diverso dal maestro Chang perché mi sembrava più chiaro. Allora, si tratta di alternare penetrazioni superficiali e penetrazioni profonde. Vuol dire che io ho preso spunto dal linguaggio delle palestre. Noi nelle palestre facciamo 3 serie di 10 ripetizioni ciascuna. Quindi tu fai 1, 2, ognuna di queste è una ripetizione. Se lo fai 10 volte diventa una serie. Ecco, in questo caso si parla, le ripetizioni sono le spinte, mentre la serie è tutto l'insieme di 10 spinte. Le 10 spinte si alternano con una, cioè 9 superficiali e una profonda. Poi questa è una serie, poi 8, 2, 7, 3, finché si arriva a una superficiale e 9 profonde. E si conclude, ecco che sono 10 ripetizioni, 9 serie. Una tecnica molto interessante che può essere poi chiaramente ripetuta. Cioè noi dopo aver fatto, abbiamo un altro fratello aereo che arriva, dopo aver fatto questa primo giro, partendo da 9 superficiali e una profonda e aumentando sempre di più le profonde, fino ad arrivare a farne 9 di seguito, si può ripartire nuovamente e fare altre 10 serie con altre 9 serie con 10 ripetizioni. Quindi diciamo un ciclo completo sono le 9 serie, ma si possono ripetere vari cicli. Ora non vi angustiate se quando arrivate a fare 4 penetrazioni profonde o 5 c'è un impulso all'eiaculazione. Col tempo, con le tecniche, quindi con la trattenuta avanzata, con tutte queste tecniche, al limite della compressione sui yin, si può trattenere l'eccitazione e proseguire. Se vedete che state per superare il famoso punto di non ritorno, ricordate che c'è l'eccitazione, poi c'è il punto di non ritorno, il punto dove se non veniamo dopo avremo male ai testicoli, e poi abbiamo l'eiaculazione vera e propria. Noi ci dobbiamo sempre fermare prima del punto di non ritorno. Se vedete che avete superato il punto, siete andati troppo avanti senza aver superato il punto, però non riuscite a ripartire con le 5 profonde, mettiamo che a 4 avete sentito l'impulso, ripartite da 0, che è più facile. Chiaramente per il maschio la penetrazione superficiale è meno eccitante e anche per la femmina e quindi aiuta a riprendere il controllo, perché qui chiaramente tutto si tratta di controllo. All'inizio sarà un po' macchinoso, ma poi vedrete che diventa automatico e riuscirete a dedicarvi al partner, alle tenerezze, all'affetto, a lui, a lei, con trasporto e queste cose vanno in automatico, così come noi parliamo e allo stesso tempo camminiamo. Bisogna un po' imparare la tecnica. La cosa sempre più importante di tutti, per concludere questa nostra chiacchierata, è il sentimento di mutuo rispetto, di ammirazione, di devozione direi quasi, verso l'altra persona. Sempre senza dimenticare che tutto questo sono i primi passetti che noi facciamo, perché quando arriveremo all'alba dell'autosufficienza non sarà più necessario il partner, non sarà più necessario tanto di quello che oggi stiamo parlando, ma è come i corsi di studi. Quando sei piccolo impari 2 più 2 fa 4, 3 meno 1 fa 2.
Quando sei un po' più avanti queste operazioni non le fai più perché le fai in automatico e fai altre cose molto più interessanti e belle. Lo stesso avverrà nel nostro sviluppo spirituale. Detto questo, con questi galli, sentite, siamo forti. Sono più forte io. No, sono più forte io. Ricorda qualcosa? E così siamo, così. Oh, più forte io. E con questo pensiero di luce, perché comunque sono cose che abbandoneremo, è solo questione di tempo, abbandoneremo e vivremo in armonia. E sorrideremo quando vedremo due galli che cantano così e penseremo, Madonna, eravamo così anche noi, abbiamo fatto guerre, ucciso milioni di persone, distrutto territori per fare il galletto, quando ci aspettava l'infinito. Ma finalmente abbiamo capito. Ecco, con questo pensiero vi saluto e vi auguro una splendida giornata.